Denatalità, invecchiamento, perdita di potere d'acquisto e crescenti difficoltà economiche. Le famiglie sono messe a dura prova nel mondo d'oggi e allo stato di salute delle famiglie è stato dedicato il convegno organizzato dal Centro della Famiglia di Treviso alla presenza della ministra Eugenia Rocella. Naturalmente c'è molto da fare perché la famiglia è stata trascurata per decenni. Il nostro era il paese famoso per la mamma italiana, la famiglia italiana, ma in realtà non c'era stata nessuna politica per la famiglia. In realtà abbiamo cominciato noi e anche l'assegno unico che però è stato ed è ancora in procedura di infrazione europea. Speriamo di riuscire a difenderlo e quindi poi ad aumentarlo. Abbiamo aumentato per adesso attraverso il bonus, quindi abbiamo aumentato anche attraverso il bonus nuovi nati, quindi i trasferimenti diretti alle famiglie, cioè i soldi in tasca alle famiglie, che erano quelli dell'assegno unico ma anche quelli del bonus. E vorrei sottolineare che tutte le misure che abbiamo preso sono misure strutturali. Ed in un clima di sempre maggiore difficoltà ed incertezza arrivano le richieste per sostenere le famiglie. Chiediamo che comunque anche i sostegni che arrivino siano sostegni strutturali, nel senso che non debbano intervenire appunto solo ed esclusivamente in questi momenti di difficoltà o per famiglie che hanno delle difficoltà, ma proprio siano di sostegno genericamente alla famiglia proprio perché ha queste grandi capacità e risorse. La nostra società civile ha bisogno delle famiglie per potersi risollevare e quindi anche in questi momenti in cui si manifestano queste difficoltà è necessario cercare di sostenerle. Si è parlato anche dell'importanza strategica di avviare in Veneto nuovi centri per la famiglia. Quello che ci è stato chiesto anche da parte del Ministro è che queste strutture siano proprio legate a un terzo settore nella coprogrammazione e nella coprogettazione sulla quale abbiamo lavorato con gli ambiti, perché ci siano dei servizi di famiglie che sono con altre famiglie, di giovani con altri giovani, degli anziani con altri anziani, ma dei luoghi dove si incontrino insieme e che non seguano quella parte proprio legata alla fragilità in particolare di cui ci sono i consultori che danno delle altre risposte, ma proprio delle occasioni di socialità, di essere messi insieme e di lavorare anche come associazioni.